Bene, eccoci qua anche oggi. È con giusto orgoglio che ospitiamo in questa puntata Sergio Benetello, presidente dell'Italian Solar Info Center di Padova, ma non solo. Dico giusto orgoglio perché ormai qualche mese fa, insomma, era stato qua con noi ed aveva annunciato una novità di cui all'epoca non si poteva dire molto, proprio per una questione di brevetto, dopodiché appunto la novità è stata brevettata ed è stata presentata nei giorni scorsi a Padova. Ricordo, l'Italian Solar Info Center è una realtà che nasce appunto nella città del Santo sulla base del gemellaggio fra la città patavina e la città di Friburgo, Friburgo considerata la città più verde d'Europa. Insomma, dall'Italian Solar Info Center in una decina d'anni più o meno sono gemmate altre realtà sempre nel campo delle energie rinnovabili. In questo caso la novità si chiama modulo costruttivo Icaro. Avremo anche la possibilità di vedere alcune immagini, insomma, provo a tradurre. Certo. È un grande mattone, mettiamola così, di 1 metro per 1 metro perlomeno, in cemento armato, all'interno del quale c'è lana di roccia e nel momento in cui questo mattone viene assemblato e quindi realizza un involucro, già a quel momento là gode delle maggiori, eccolo qua il mattone in sede di presentazione, già in quel momento gode delle certificazioni ottime, vale a dire A2 ho imparato, vale a dire certificazioni che permettono a questo ambiente realizzato con questo mattone di essere energeticamente passivo, ben coinventato anche dal punto di vista acustico. Se poi a questa casetta che vediamo ad esempio in queste immagini si appongono, come si vede, i pannelli solari, questo edificio diventa addirittura attivo, non solo, ma può essere realizzato in pochi giorni, si parla di una decina di giorni, perlomeno ovviamente nella sua espressione basica, senza fondamenta, c'è solamente una platea di appoggio. Perché l'idea geniale, in qualche maniera, oltre ovviamente alle certificazioni, è stata quella di creare dei mattoni ad incastro. Esatto. Ecco, voi siete arrivati a questa novità grazie ad un'esperienza maturata negli anni nel campo delle energie rinnovabili, insomma. Sì, abbiamo, come dire, assemblato il meglio delle fattibilità di oggi, materiali e certificazioni che ne conseguono. Pertanto abbiamo realizzato lei giustamente lo chiama mattone, ma di fatto è un modulo, è un modulo tutta altezza del fabbricato. Il fabbricato può essere da 2,70 a 2,80 e questo modulo si presenta già intero per esteso. Cioè in pratica allora quei grandi mattoni che abbiamo visto vengono incastrati uno nell'altro, uno sull'altro, c'è un'anima di ferro, la cosiddetta gabbia di Faraday, esatto. Viene assemblata la parete e poi viene in qualche maniera tirata su un po'. Sì, ma sopra si possono già mettere i solai, perché poi c'è anche una casa a più piani. Noi abbiamo visto un esempio di una casetta. Allora, adesso noi abbiamo visionato la casetta a un piano, però si può fare più piani perché si fa una struttura metallica di supporto. Si fa una struttura metallica di supporto in modo tale che io ho l'antisismico per eccellenza, la classe A2 come lei ha citato, abbiamo l'insonorizzazione perché abbiamo una riduzione di trasmittanza termica fino a 60 decibel che possiamo avere anche una discoteca vicino, non sentiamo più niente. Abbiamo 1, 2, 3 e abbiamo la gabbia di Faraday, non indifferente perché nel caso venisse colpita da un fulmine scarica direttamente a terra. Esatto, sulla massa. Ecco, detta così pare veramente una genialata, voglio dire. Beh, è un insieme di cose, ripeto, si domanda, allora, questo brevetto made in Veneto, made in Padova, addirittura dovrebbe essere di larga diffusione. Sta riscontrando molto successo, difatti dovremo andare nelle zone terremotate per incontri con i sindaci che ci hanno già richiesto. Abbiamo altre realtà che ci stanno, come dire, stressando di richieste, di valutazioni, di progetti, di preventivi. E non per ultimo il fatto che mediamente viene a costare un 15-20% meno della stessa tipologia di fabbricato, il che io ho tutte le caratteristiche di conformità, di eccellenza, ho una durata illimitata perché tutti i materiali che non sono deteriorabili, pertanto ho una durata illimitata e ho i vantaggi di una riduzione di costi nei
moduli già assemblati e nella manodopera in particolar modo. Sì, perché in 10 giorni si tira su. Io in 10 giorni faccio una casa e di conseguenza con altri materiali non riesco proprio. Ecco, immagino che l'osservazione che uno può fare, però non è che diventa la casa dei 3 porcellini, vale a dire senza fondamenta, regge? No, perché? Perché il suo peso accostato a una platea, ripeto, la fondazione non è più di quella importanza come un fabbricato con tutto il suo peso statico, eccetera, perché abbiamo ridotto i pesi, ma ci facciamo una platea che è quella che serve per appoggio dopo del pavimento, eccetera, perché anche questa va isolata in modo tale che non ci sia trasmittanza col terreno. Pertanto sì, è corretto relativamente dire che non ha fondazioni, ha una platea. Oggi la platea. Per noi le fondamenta sono quelle che si scavano per metri e metri. Non ho bisogno di quelli. Se faccio un grattacielo è evidente che devo fare i plinti, eccetera. Sì, voglio dire, tutto è comparato, tutto è studiato in misura in rapporto al proprio progetto, perché noi abbiamo una serie di progetti nostri su cui possiamo fare i fabbricati di riferimento, ma lavoriamo anche su progetti degli altri, perché il nostro modulo potrebbe essere anche da 60 cm per l'altezza, pertanto può dialogare con qualsiasi tipo di struttura, con qualsiasi valutazione. Forometrie non ne parliamo, abbiamo la possibilità di fare... La forometria sarebbe? Il foro delle finestre. Ok, nel senso che qui le posso fare anche in opera, perché dopo vado a tagliare tutto il materiale, compreso la rinforzatura metallica, e mi ritrovo... Ecco, ciò che mi ha colpito in sede di presentazione è pensare che siccome in Italia nulla è più provvisorio del certo, e purtroppo quando succedono delle disgrazie tipo un terremoto, le persone vivono in situazioni precarie per anni e anni e anni, insomma, in questo caso qua questo permette in pochi giorni di realizzare abitazioni che non sono né un container né una casetta in legno. No, queste hanno tutte le caratteristiche di un fabbricato in classe A, in tradizionale muratura o lavorazione di qualsiasi altro genere, pertanto... Ecco, l'altra cosa è che sono reversibili in qualche maniera. Nel momento in cui l'emergenza venisse a terminare potrebbe essere... riutilizzato noi proponiamo in qualche maniera, oppure potrebbe essere paradossalmente anche smontato. Potrebbero essere smontate per fare delle scuole, fare degli asili, questi stessi moduli, ma non solo, ma potrebbero anche essere riutilizzate come sono, modificando eventualmente qualcosa, come villaggio turistico, perché tutte le nostre zone terremotate oggi sono vicine a centri, a borghi molto importanti, molto belli, e dopo il terremoto con la ricostruzione è ovvio che saranno meta di grande movimentazioni di visitatori, e perché non creare un villaggio turistico su quello che è già stato fatto? Altra cosa che mi pare interessante nel momento in cui si parla di inquinamento da polveri sottili nei centri urbani dovuto in gran parte anche al riscaldamento, ma è quasi il 50%. Appunto, realizzare con moduli di questo tipo permetterebbe un forte abbattimento del riscaldamento. Ma io direi che se a tutto questo aggiungiamo l'eventuale fotovoltaico sul tetto o il solare termico, noi avremo dei fabbricati che non emettono assolutamente CO2 in atmosfera. Di conseguenza siamo partiti dalla base, però la classe A2 è già solo la muratura, ma può diventare addirittura classe A4. Perché? Perché se metto un po' di fotovoltaico e una pompa di calore che faccio andare, io non da casa passiva a casa attiva. Non ho più energia di quella che non ho emissioni in atmosfera di nessun genere. Ecco, arrivati a questo punto la domanda è d'obbligo, perché lei nel campo delle energie rinnovabili ci lavora da mo'. E continuiamo nel nostro paese a parlare sempre del medesimo problema, vale a dire riuscire a rendere meno dipendente dai combustibili fossili l'Italia, anche nel campo energetico. E allora cos'è che manca? Perché prima ho usato il termine genialata, che forse è per far capire, però voglio dire, sembra un'idea elementare quanto utile. Oggi abbiamo tutti gli strumenti di maggior valore, di maggior produzione, di maggior capacità al minor costo, e manca l'informazione, cioè i nostri politici si sono persi in dialogo, hanno ridotto gli incentivi a suo tempo già esposti, già per decreto, decretati, eccetera, li hanno portati da 20 a 30 anni, hanno creato dei problemi non indifferenti su quanto concerne la valutazione economica, e la gente ha pensato, vabbè, adesso non c'è più incentivo, non vale più la pena.
Ecco, questo è diventato un vezzo comune su cui poi è subentrata la crisi edilizia, la crisi economica generale, eccetera, che ha facilitato questa non valutazione corretta. Oggi, io l'ho già detto e lo ripeto, il fotovoltaico per esempio è una fonte di maggior guadagno anche senza incentivo rispetto a prima con l'incentivo. Basti pensare che si ammortizza un eventuale impianto da 3-4 kW in 4-5 anni con l'autoconsumo, cioè io non ho bisogno che lo Stato mi dia soldi perché consumo la mia energia e consumando la mia energia la risparmio in bolletta. Di conseguenza ho un'entrata sicura di cui nessuno mi può dire più niente, non è che io porto a casa incentivi degli altri, porto a casa una riduzione di consumo sul mio e di conseguenza in 4-5 anni io ammortizzo il mio impianto. Prima con l'incentivo ci volevano 7-8. Quindi è una questione di cultura. È una questione di cultura che è stata abbandonata dopo la mancanza di incentivo, non ha più seguito il reale filone. A riprova. Non era cultura quello, era interesse. Va bene, Finiti una correzione corretta questa, il gioco di parole. Però il problema è questo, che la realtà non si può cancellare, oggi la realtà è questa. Difatti sul prototipo di casetta che noi abbiamo visto, noi proponiamo anche la possibilità, che sono casette da giardino in questo caso, non le casette per i terremotati eccetera, di poter mettere i pannelli fotovoltaici. Questi mi permettono di ammortizzare tutto il costo del fabbricato, compreso quello dell'impianto, in 7-8 anni. Se metto addirittura le batterie per avere il cosiddetto autoconsumo anche notturno, ne metterò 10, però e poi avrò altri 15 anni, perché oggi i pannelli fotovoltaici minimo durano 25-30 anni. Ho un'entrata di 15-20 mila euro. Bene, la ringrazio, devo andare in sigla. Okay. Ovviamente ho aperto un portone. Quello che ci interessava sottolineare è che comunque, come ci capita dire, come ci è capitato dire anche per altre questioni, le soluzioni volendo ci sono. Certo. Questo è un modulo costruttivo made in Padova, made in Veneto, che insomma questo o una cosa analoga che possa nascere. L'importante è capire che in ogni caso, volendo, le soluzioni contro l'inquinamento e per produrre energia rinnovabile anche in maniera domestica ci sono. Questo nel caso anche grazie all'ingegno di un ospite come Sergio Benetello, presidente dell'Italian Solar Info Center, ma non solo, impegnato da anni nel campo come imprenditore delle energie rinnovabili. Ci si vede. Grazie.